È stato un autentico itinerario interiore il pellegrinaggio diocesano in Libano. 28 i fedeli che vi hanno preso parte in questo viaggio che ha contemplato nel suo itinerario diverse tappe significative. Abbiamo iniziato aprendo il pellegrinaggio con quella domanda di Gesù, vuoi guarire? E da lì in poi, giorno per giorno, abbiamo trovato delle tracce, delle vie associate anche a delle persone, a dei luoghi che abbiamo incontrato, di confessioni religiose differenti. Il pellegrinaggio è iniziato nella zona di Ekmarra, a sud di Beirut, dove è radicata la presenza di cattolici maroniti. I fedeli della nostra diocesi hanno potuto incontrare padre Giuseppe. Fra le tappe significative del viaggio, quella di Sidone, dove sorge il santuario della Madonna dell'Attesa, Saidat al-Mantara. Qui i pellegrini hanno incontrato padre Samir Noda, sacerdote melchita, che ha proposto una riflessione sul tema del senso dell'attesa. طبعا نحن بنعيش الانتظار بحياتنا انتظار يوميا. L'attesa noi la viviamo ogni giorno della nostra vita. Anche la Madonna ha aspettato qui Gesù. L'attesa della Madonna è un'attesa sacra, un'attesa benedetta. Forse ogni persona qui in Libano si domanda che cos'è l'attesa. Noi cerchiamo la verità assoluta, la verità completa e la aspettiamo questa verità assoluta. Purtroppo ciascuno vede la verità secondo un proprio concetto o secondo l'orientamento del partito politico a cui appartiene. Noi come cristiani, appartenendo alla Chiesa, sappiamo che la verità assoluta è Cristo e noi l'aspettiamo. E anche tutti i valori sono l'incarnazione di Cristo Gesù. Qui, al santuario dell'attesa, aspettiamo con la Madonna e lei con noi, aspettiamo il regno dei cieli, il regno di Dio. معنا ننتظر معا ننتظر حلول يسوع المسيح أو حلول الملكوت بيننا. Particolarmente significativo l'incontro con l'eremita Giovanni, novantenne, a cui i pellegrini hanno chiesto di parlare di Dio. È riuscito ad esprimere al meglio come Dio sia un grande amore e che la riflessione sia sì sicuramente utile, ma non sostiene la conoscenza di Dio in quanto tale. Ma prima ancora a raccontarci Dio sono stati i suoi occhi e le sue mani. Per il 2019 sono diversi i pellegrinaggi diocesani già fissati. Il prossimo sarà quello a Lourdes il 13, 14 e 15 maggio. Vi aspettiamo al martedì e al giovedì tra le 10 e le mezzogiorno e mezza in Curia, in piazza Nostra Signora dell'Orto, per le necessarie iscrizioni e per le informazioni di cui uno avesse bisogno.